E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora per mesi ci hanno detto, insomma esagerate, insomma datevi una calmata, sì, Francesca Albanese avrà le sue idee, come dire, un filo marcate, esprimerà posizioni un filo radicali relativamente al Medio Oriente e alla guerra Israele-Hamas, figlia del pogrom del 7 ottobre, avrà posizioni anche, diciamo, irricevibili, sarà al massimo, diciamo, un utile idiota di Hamas. Utile idiota non è un insulto turpiloquo, un'espressione tecnica della tradizione leninista, cioè una persona che involontariamente, perseguendo delle sue idee particolari, dà sponda e fa da gran cassa, insomma, istinti totalitari o terroristi al massimo, ma insomma non come dire, partecipate a questa associazione totale tra l'albanese e le istanze di Hamas. E poi cosa succede? Succede che oggi il giornale ha questa notizia in esclusiva, che obiettivamente è l'asso di briscola che come dire, raccoglie tutta la tavola, perché cosa ci dice? Ci dice che non un'era fa, ma nel novembre del 2022 la relatrice speciale dell'ONU, parentesi in queste ore sconfessata dall'ONU stessa rispetto alla frase irricevibile per cui l'assalto propala alla redazione della Stampa dovrebbe costituire anche un monito. Fin l'ONU prende le distanze dalla sua relatrice speciale, ma comunque la suddetta relatrice speciale nel novembre del 2022 partecipa in collegamento a un convegno intitolato 16 anni di occupazione a Gaza, impatto e prospettive. Ecco, già il titolo, come dire, dà l'idea che era un convegno abbastanza schierato, però voi direte, vabbè, sarà stato un ritrovo dell'intellighenzia filo-palestinese, anche ultra-filo-palestinese, anche antisionista, ma che male c'è? Tra l'altro come dire, è il verbo che quotidianamente viene diffuso anche dall'intellighenzia nostrana. Qual è il punto però? Che tra i relatori di questo prestigioso convegno c'erano due esponenti dichiarati di Hamas, cioè non due palestinesi in dubbio collegamento ambigui su Hamas, due esponenti dichiarati, di più, due figure apicali di Hamas. Ricordiamo cos'è Hamas, scusate, perché dobbiamo pur dimorare nel mondo. Hamas è un movimento terrorista nazi-islamico che ha nel proprio statuto la cancellazione dello Stato degli ebrei e che il 7 ottobre ha inscenato un orrendo pogrom che non si vedeva dai tempi della seconda guerra mondiale, sgozzando bambini nelle culle, bruciando famiglie intere, stuprando donne, sequestrando civili. Quindi questi due signori si chiamano Ghazi Hamad e Bassem Naim. Il primo, Ghazi Hamad, è uno dei leader di Hamas. Tra l'altro intervistato dalla CNN dopo l'attacco del 7 ottobre, è quello che disse: sapete qual è il beneficio del 7 ottobre? Se guardate l'Assemblea Generale dell'ONU, circa 194 membri hanno aperto gli occhi sulla brutalità di Israele, lo hanno condannato. Aspettavamo questo momento da oltre 75 anni. Cioè uno di coloro che ha rivendicato il 7 ottobre come azione politica, diciamo, no? Da parte di Hamas, affermando che ovviamente che non aveva nessun rimpianto per quell'azione, anzi. Il secondo, Naim, è un funzionario di Hamas, è stato ministro della salute nel primo governo Haniyeh, il capo politico di Hamas, ucciso per fortuna da un attacco israeliano a Teheran nel 2024. Queste erano le due figure presenti a questo convegno in cui si collega Francesca Albanese, e trovate i video sul sito del giornale, quindi noi veramente ci limitiamo alla cronaca. Tra le altre cose, la relatrice speciale interloquì proprio con loro signori, non è che non sapeva che c'erano loro signori, dicendo: avete il diritto di resistere all'occupazione di Israele. Cioè, Hamas come la resistenza, un'occupazione richiede violenza e genera violenza. Cioè la dottoressa Albanese si collega a un convegno dove ci sono due capi di Hamas, espressamente gli dice che la loro azione
che è un'azione terrorista, se no finché stai nel mondo reale. È fondata, è un atto di resistenza e come dire, li stralegittima. Questa è la notizia data dal giornale, ripeto, trovate tutto sul sito con tanto di video. Ora noi facciamo solo una domanda, visto che va molto di moda l'indignazione democratica, ci riferiamo ora alla fiera Più Liberi Più Libri, no? Dove sapete c'è un editore di estrema destra che ha sollevato polemiche e tra i più indignati c'è il sempiterno Cristian Raimo, il quale ieri ha detto: bisogna trovare il modo di mettere un confine democratico alle idee che possono essere espresse. Frasi in cui noi non ci riconosciamo da liberali, però chiediamo a loro signori: possiamo dire che Hamas è fuori da un confine democratico, che chiunque flirta con Hamas, sia relatore speciale o no dell'ONU, è fuori dal confine democratico? Almeno su questo ci possiamo intendere. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché tra poco la nostra intervista settimanale.